Generalitalia e Informatici Senza Frontiere Onlus uniscono il loro impegno presentando Bullictionary, il primo dizionario online scritto con i ragazzi che raccoglie e monitora le parole più utilizzate dai bulli in rete. Incontri in tutta Italia grazie alle agenzie Generali Italia rivolte alle famiglie per informare, sensibilizzare ed educare sul cyberbullismo. Bullictionary si rivolge in particolare ai giovani tra i 10 e i 14 anni, una fascia d'età considerata particolarmente a rischio, e alle loro famiglie che non sempre sono informate in maniera adeguata rispetto al fenomeno. Il dizionario online, oltre alle parole, è arricchito di storie realmente accadute che possono aiutare a utilizzare la rete in modo consapevole e responsabile. Di Bullictionary se ne è parlato ieri presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, presso distaccato Scuola Garibaldi ad Agrigento. Oggi sarà presentato il primo dizionario online contro il bullismo. L'iniziativa voluta da Generali Italia, sede Agrigento, e da Informatici Senza Frontiere Onlus è un'opportunità per riflettere insieme, genitori, docenti, alunni, sull'importanza di una corretta comunicazione. Sappiamo come una comunicazione ostile e offensiva possa sempre veramente essere a volte devastatrice, e questo effetto è ancora maggiore quando utilizza i canali comunicativi offerti dalla rete. Quindi oggi rifletteremo assieme sull'importanza di una comunicazione corretta, soprattutto online, ma anche su quei termini che in maniera superficiale vengono a volte utilizzati dai ragazzi e che invece devono essere per la scuola, per i genitori, già sintomatici per capire che comunque il ragazzo sta manifestando una qualche forma di disagio che poi porta talvolta nell'esplosione dei fenomeni di bullismo. Questa sera parleremo di bullismo e cyberbullismo. È un progetto di Generali Italia che per il mezzo delle agenzie promuove in tutta Italia la informazione e formazione di genitori e di ragazzi su questo tema che oggi più che mai è importante. Questa sera avremo con noi Informatici Senza Frontiere Onlus che mostreranno dei video, in particolare il Bullictionary, il nuovo dizionario online di Generali Italia che raccoglie le parole che i ragazzi indicano come parole dei bulli. Io spero di aver dato e di continuare a dare un contributo per aiutare la prevenzione e la conoscenza di un fenomeno che è dilagante. Serve parlare del problema e serve informare i genitori affinché possano aiutare i propri figli. Il messaggio è rivolto prevalentemente ai genitori che devono acquisire consapevolezza di come la rete e la tecnologia internet, come vogliamo chiamarla, supporta e amplifica e rende molto veloce il messaggio che i ragazzi hanno sempre nel loro rapporto inviato. Quindi il bullismo esiste da sempre, il cyberbullismo ha la differenza grande che è più veloce e non ha momenti di pausa, perché anche in casa ci raggiungono. Quindi è bene parlarne, no? È fondamentale parlarne ed è fondamentale che i genitori comprendano che la responsabilità di tutto quello che succede è la loro. I figli vanno ascoltati e governati.